Mamma mia che sofferenza ragazzi, complimenti a Lecce per la prestazione fatta. Il Napoli ovviamente c'è da rivedere qualcosa a livello di prestazione, ma ci sta dopo le tante partite fra Champions e campionato. La batosta ultima in campionato in casa contro il Milan, oggi ci doveva essere la reazione, il Napoli vince non facendo vedere il meglio di sé, ma l'importante erano i 3 punti. Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Oggi vince, non convince del tutto sotto la prestazione, però comunque di forza e di carattere riesce a portarsi a casa una vittoria importantissima, perché ragazzi, dopo aver preso 4 schiaffi al Maradona doveva vincere a tutti i costi, doveva esserci la reazione, e di carattere il Napoli si è andato a prendere 3 punti con la cazzimma, con la cattiveria. È vero, la prestazione è venuta a mancare, ma cosa vogliamo dire a questi ragazzi che da inizio campionato a suon di vittorie ci hanno portato a questo sogno, ci stanno portando a vincere un campionato? È normale, tutte le squadre hanno un blackout. Allora, che dobbiamo dire dell'Inter? Il Napoli, anche quando viene a mancare al massimo della prestazione, vince le partite. Oggi ha faticato, non abbiamo visto il miglior Napoli, non abbiamo visto quel Napoli spumeggiante da inizio campionato fino alle ultime partite prima del Milan. Oggi non è stata una grandissima partita del Napoli, però ha fatto ciò che il carattere e la cattiveria di andarsi a prendere il risultato. Ha vinto la partita. Ha vinto la partita. Oggi il migliore in campo Giovanni Di Lorenzo, il capitano, che dopo un grande gol di testa si ripropone anche per il 2-1, perché sull'occasione è vero c'è stata la papera di Falcone, il 2-1 è fortunato nel Napoli, ma Di Lorenzo era sempre sul pezzo e poi ti ha salvato anche un gol sulla linea. Oggi il capitano mostruoso. Poi bene gli altri, anche se potevano fare di più. Lozano mi è piaciuto, sfortunato, poteva andare in gol anche lui. Dall'altra parte ragazzi, Di Francesco trova un gol meritato, il Lecce trova un gol meritato dopo una traversa, si ritrova il pallone lì e la butta dentro sul momentaneo 1-1 che firma nel secondo tempo. Poi c'è stata la reazione fortunata del Napoli del 2-1, però il Napoli ci ha creduto su quella fascia di Kvaratskhelia, che Kvaratskhelia ogni volta che ha il pallone ragazzi qualcosa di pericoloso va a creare. Anche oggi lo ha fatto, anche se si vede poco. Quando ha il pallone lui o quando c'è Osimhen sono sempre pericolosi, e oggi l'abbiamo visto. Ragazzi, bene così. Tanto le prestazioni, come vi ho detto, arriveranno anche quelle lì. Soprattutto mi aspetto una prestazione di più cattiveria contro il Milan. Soprattutto oggi ci stava a faticare contro un Lecce che aveva il sangue agli occhi perché voleva i punti per la salvezza. Sta facendo un campionato, devo fargli solo applausi a Lecce, veramente un campionato dove merita la salvezza. Mentre per il Napoli, che dobbiamo dire del campionato nostro? Voglio, è strepitoso. Ma come ho detto, oggi è venuta a mancare una grandissima prestazione, ma c'è stata la cattiveria e la voglia di andare a vincere questa partita a tutti i costi, dopo la sconfitta in casa, dopo la brutta mazzata in casa contro il Milan. Sono sicuro che in Champions dimostrerà qual è il Napoli, ovviamente rispetto per il Milan, perché il Milan è una grande squadra, però il Napoli farà valere i propri mezzi, ne sono sicuro. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate? La carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Volevo fare un in bocca al lupo al Ciolito Simeone, che ha avuto una storta alla caviglia, non so esattamente cosa sia, spero che possa tornare il prima possibile, perché il Ciolito ci serve, il Ciolito ci deve fare emozionare con i suoi gol, magari proprio con la Fiorentina, e farci sognare quella cosa lì che aspettiamo da 33 anni. Niente ragazzi, sono contento per il risultato, ovviamente non per la prestazione, ma ragazzi ci sta, come vi ho detto, non si possono giocare tutte le partite ad alto livello, è normale che
un po' di mentalità, come vi posso dire, un po' la testa, un po' l'energia fisica viene a mancare in qualche partita. Dopo aver preso l'1-1, ho visto un po' faticare, però alla fine siamo venuti fuori, anche con la fortuna, perché ci vuole anche la fortuna, quando una squadra se la va a cercare, una squadra è forte, anche quella arriva. E niente ragazzi, con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre giù, forza Napoli! La capolista se ne va e se ne va e se ne va e se ne va.